Alle mie spalle c'è un albero davvero straordinario. Questo è un esemplare di Ginkgo biloba, chiamiamolo velocemente Ginkgo biloba perché è un termine giapponese, che è un albero antichissimo, le cui origini si fanno risalire addirittura a 250 milioni di anni fa. Cioè questo è un vero fossile vivente. Si dice che finanche fu il primo albero a rigettare gemme e foglie all'indomani dell'esplosione atomica di Nagasaki e Hiroshima. Vi rendete conto? Cioè, questo è un albero straordinario. Questo esemplare è custodito nell'Orto Botanico di Portici. Qui naturalmente nella Reggia di Portici c'è il Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II. Quale posto migliore se non appunto questo? Il Ginkgo biloba è un albero giapponese, quindi un albero antichissimo che è molto studiato in campo medico perché ha delle proprietà curative, se non sbaglio, in ambito di microcircolo e quindi di aterosclerosi. Tra le altre cose dicono che sia utile pure a curare qualche problema sessuale, insomma le foglie di Ginkgo biloba sono un ottimo afrodisiaco. Una delle peculiarità del Ginkgo biloba, Ginkgo però non è l'ispettore di Diabolic, è che l'albero di Ginkgo biloba può essere maschio o femmina. Questo è un esemplare femmina. Il maschio più vicino sta a 6 km, sta all'Orto Botanico. Ma come facevamo un appuntamento? C'è un altro maschio nella villa comunale a Castellammare di Stabia, ma sono 25 km, e un altro addirittura sta alla Mostra d'Oltremare. Come facevamo un appuntamento romantico fra Ginkgo biloba? Eppure pare che i semi del Ginkgo biloba femmina siano stati fecondati in passato. Sì, per la fecondazione ci vuole sempre un maschio, è indispensabile, è necessario quindi che le cellule riproduttive, naturalmente trasportate dal vento, sono arrivate fino a qui e sono riuscite a fecondare il seme della femmina, e questa è una delle più grandi forze naturalmente della natura. Ma il Ginkgo biloba è un albero speciale anche per un altro motivo. Ha una foglia del tutto particolare, con due lobi, ecco perché biloba, e ha la forma di un ventaglio. Bene, all'approssimarsi del Natale, quindi fine novembre, inizio dicembre, queste foglie diventano tutte quante di un giallo profondo, un colore oro intenso, e tutte simultaneamente nel giro di 3-4 giorni cadono, creando intorno a tutti i Ginkgo biloba d'Italia un tappeto d'oro. Ma questo tappeto d'oro naturalmente preannuncia l'imminente tredicesima, la tredicesima che sta per arrivare. Ecco perché ne abbiamo sempre chiamato il Ginkgo biloba l'albero della tredicesima. Io però faccio un appello al Ginkgo biloba maschio, quello dell'Orto Botanico di Napoli. Senti, tu ti devi assumere le tue responsabilità, insomma, qua ci sta poco da fare. Se è il maschio più vicino è inutile che dici io non mi sono mosso da qua, non saccio niente. Qua bisogna assumersi i Ginkgo bilobini sono tale e quale a te, quindi assumiti le tue responsabilità.